Ma vi siete mai chiesti come noi autisti facciamo a sopravvivere durante l'estate? Per noi la soluzione è il famoso clima da fermo. Funziona a motore spento, va a batteria, a volte si spegne per sicurezza, per non scaricare la batteria del camion. Quindi a metanotte mi alzo e accendo il motore, così da ricaricare la sua batteria. Il problema di questo clima è che fa un po' di rumore e per ovviare il problema uso questa. E non è solo legato al discorso del rumore, ma anche all'aria che ti può arrivare sul pancino. E noi non vogliamo stare male. Comunque, da come vedete, adesso qua dentro c'è caldo perché goda impissare il clima e farvelo vedere. Quindi accendiamolo. Ecco qua il famoso clima da fermo. Per accenderlo basta premere il bottone power, lui si accenderà. Qua adesso vi fa vedere un po' il display così perché sto riprendendo col telefono, non so. Comunque qua adesso ci sono 17 gradi impostati, poi noi possiamo decidere la potenza della ventola, io la imposto sempre a 1, se no mi cago addosso. Qua possiamo impostare la temperatura, io metto sempre al minimo, che è 17 gradi, e qua le varie modalità. Altro che Hotel 5 Stelle, qua si sta da Dio. E voi lo sapevate? Seguitemi e scrivetemelo qui sotto nei commenti. Notte! E voi colleghi usate il finestrino o il clima da fermo?